Ecco, la camomilla di Paris, la camomilla di Paris Saint-Germain. Muita tachicardia demais, molta tachicardia ragazzi. Benvenuti a tutti nel mio canale, sto qua con il mio amico Ciccio Chiaro, mascotto do Napoli. Stiamo leggendo alcune notizie, lendo algumas notícias do gioco qui. E che dire ragazzi, grande Napoli, grande pareggio che poteva essere una vittoria, la gente poteva ganhar. Na verdade, o árbitro não gostei muito, né? Ele deu aquele gol no acréscimo, na verdade, Alem do acréscimo, quando o jogo já tinha acabado no primeiro tempo, mas ele convalidou o gol, ele deixou jogar mais um pouquinho. Os jogadores do Napoli já estavam com a cabeça no intervalo, né? E sto parlando un po' con amici brasiliani, perché comunque ragazzi il mio canale è internazionale. Niente ragazzi, amici, già stavo pronto, dica, la tromba qua, ma non posso una perché è tardi. Fischietta la samba in bocca, ci fatto venire carnevale quando ha segnato insieme. Carnevale ci fatto venire. E niente, non so se riuscirò a mettere i sottotitoli a questo video per gli amici brasiliani. Tenterò di non farlo, di non prolungarmi troppo, così riuscirò a metterli magari tra qualche giorno, magari domani. Não sei se vou conseguir colocar a legenda em português, talvez amanhã, depois amanhã. Vou tentar não fazer um vídeo muito comprido para eu conseguir fazer isso, para colocar uma legenda em português também para vocês. Amigos brasileiros, mas torcedores do Napoli. Será que tem alguém que torce Napoli? Acho que é. Hoje todo mundo torcia pro Paris Saint-Germain porque tem Neymar, mas não tem nada a ver. Só porque Neymar joga lá, no Napoli joga lá. Fala em italiano, eu vou falar em português e ele fala em italiano. Sì, Neymar, sì, Neymar, non è che tutti i brasiliani devono giocare, devono tifare per la Paris Saint-Germain solo perché Neymar è brasiliano. Oggi stavamo vedendo la partita e i telecronisti tifavano per il Paris Saint-Germain perché c'era Neymar, c'era Thiago Silva. Bravo, isso mesmo. Tinha Neymar e tinha Thiago Silva do Brasil. Lá no Napoli tinha Alan, que acho que foi convocado também pelo Tite, pela seleção brasileira. Mas vou tentar colocar as legendas para vocês, tá? Vamos Napoli, vamos falar um pouco do jogo. E niente, parliamo un po' del Napoli, della partita, com'è andata. Ragazzi, Koulibaly superlativo, Alan inarrestabile, incontenibile, Lorenzo Insigne magico, Mertens, ma che era Mertens? Sapete i popcorn quando stanno da pentola, scoppiettante. Fabian Ruiz ha fatto una bella prestazione, l'unico ammonito del Napoli. Paris Saint-Germain 4 mi sembra ammoniti. E niente ragazzi, comunque è stata una partita sofferta ma nello stesso tempo dominata tatticamente, perché comunque non è che gli abbiamo fatto fare tante cose. Ripeto, il gol, come stavo dicendo agli amici brasiliani, il gol è nato da un buon senso dell'arbitro che ha fatto continuare l'azione, perché là il primo tempo era scaduto. Tu se dai un minuto, fischia, no? Niente, ha dato quei 10 secondi in più e c'è stato, mi sembra al settimo secondo in più, c'è stata la beffa, che noi già siamo cagati in due spogliato. E niente, gol di Insigne, che pareggia al gol di Bernat, che è arrivato appunto nei secondi irregolari, direi, perché se tu dai un minuto sono secondi irregolari ed è un gol irregolare, ma
Vabbè, gol di Insigne pareggio sul rigore che provocato da Buffon che si è scontrato con Thiago Silva. Ma penso che il rigore era nettissimo, ragazzi. Che dire su questo rigore? C'era, Gaione è stato proprio fatto a pezzi tra i due, un sandwich, e Buffon, diciamo, lo ostacola e lo fa cadere. Siamo primi nel girone insieme al Liverpool. No, Liverpool se non sbaglio, sì, Liverpool ha perso, siamo primi insieme al Liverpool, che se non sbaglio ha qualche gol in più, quindi differenza reti, quindi forse la differenza reti, dobbiamo vedere un po', forse la differenza reti il Liverpool sta un po' più avanti di noi, vediamo un po', vediamo se riesco a vedere questa, no, qua non lo dice, girone, no. Vabbè, comunque io, Sam, comunque a pari punti, ce la giochiamo, siamo padroni del nostro destino, scontro diretto con il Liverpool e con la Stella Rossa che penso che sta tentando qualificarsi per la Europa League a questo punto, prendersi almeno il terzo posto. E speriamo si ripeta contro il Paris Saint-Germain che in caso sono forte, hanno proprio subito gol fino a mo'. E niente, la partita, ragazzi, è stata una partita al primo tempo molto tattica, da parte nostra un po', diciamo, con timore. Eh, e abbiamo tenuto bene, solo che alla fine siamo distratti e abbiamo lasciato, pensando che era già finito il primo tempo, tranne che per i francesi e per l'arbitro, e niente, ci hanno castigato. Ma comunque bella prestazione, sono soddisfatto, ci siamo ripetuti, soprattutto il secondo tempo l'hanno messa sotto per 15-20 minuti prima di trovare il gol, poi dopo il gol ci siamo di nuovo calati, ma forse perché è arrivato dopo 4-5 azioni clamorose che Buffon ha fatto dei miracoli e non siamo riusciti più con le energie dopo a spingere. Però comunque ragazzi sono orgoglioso. Io penso che stiamo andando bene in questo girone a testa alta. Se usciremo a testa alta. Abbiamo 6 punti, possiamo farne 12. Con 12 non ci dimentichiamo che siamo già usciti, unica squadra nella storia della Champions League a uscire dal girone con 12 punti e differenza reti. E la differenza reti pure stiamo inguaiati, che siamo gli unici che non hanno goleato una buffata di pallonate a Stella Vermina, ma dobbiamo giocare ancora a Napoli però, là ce n'ha fa come minimo 4. Che dire ragazzi, non mi voglio prolungare troppo perché sennò vuoi salutare? Un abbraccio forte da parte mia e di Ciccio Chiaro, sempre forza Napoli, lasciate un like, iscrivetevi al canale, non finisce bere la camomilla de Paris, e forza Napoli, vamos Napolis, vamos! Un abbraccio a tutti, ciao!